Quarta corsa, premio Fausto Casalboni. È una corsa a reclamare per cavalli di 4 anni ad handicap su due nastri. 6 cavalli a 2060 dopo il ritiro del numero 4 e uno solo a 2080. Andiamo a leggere lo schieramento. Con l'1 Zola Francis, Marcello Di Nicola, 2 Zoegar, Gennaro Pacileo, 3 Zambla Alta, Sandro Miraglia, 5 Zucchero Model, Vincenzo Piscoglio, 6 Zaira LL, Salvatore Valentino, 7 Zebur Isaia, TRGF, Francesco Virzì, a 2080 8 Zarafoto Giov, Adrian Gioni. Cavalli che entrano nel pistino per la partenza coi nastri, agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Riesce a partire molto bene con l'1 Zola Francis e prende il comando. Numero 3, Zamba Alta, Davanti a squalificato. Zogar mentre c'è la squalifica di Zambla Alta. In vantaggio la figlia di Zola Bocco che passa i primi 200 metri in 16. Primo passaggio davanti alle tribune. Si presenta a largo il numero 5 di Zucchero Model, ricordiamo vincitore ieri sera, e prende il comando con Vincenzo. Ma si getta di galoppo proprio nel momento in cui stava numero passando. 5, Zucchero E rincorre Model, nella squalifica, quindi squalificato. rimane in vantaggio Zola Francis davanti a Zogar, poi Zebur Isaia TRGF in terza posizione davanti a Zaire LL, 600 metri in 46,2. Siamo sulla retta di là con Zola Francis che si trova ora quindi al comando davanti a Zogar, Zebur Isaia TRGF, poi il numero 6 di Zaire LL, si è ricongiunta anche Zarafoto Giov. Il giro in 1, 2 e 3. Cavalli sulla curva, intanto vediamo avanzare Zucchero Model, ma è squalificato. In vantaggio in fila indiana, è rimasto ormai un quintetto con in vantaggio Zola Francis che sta completando il primo chilometro in 1:18,9. Secondo passaggio davanti alle tribune, ancora tutti in fila indiana. Zola Francis, poi Zogar, Zebur Isaia, l'errore anche di Zaira LL, sembra una corsa di eliminazione. Sono rimasti in 4 con Zarafoto Giov che si ricongiunge a 15,3 la frazione LL, qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Zola Francis davanti a Zogar, nessuno fa la prima mossa, ancora stazione in terza Francesco Virzì con Zebur Isaia TRGF. La curva è passata in 16,4, red di là, ora Francesco Virzì decide che è il momento di fare sul serio e avanza al largo con il figlio di Ghibellino, attacca la battistrada, Zoe Garli che segue 2, poi Zarafoto Giov, retta di là passata in 14,5 con il duello tra Zola Francis e Zebur Isaia TRGF che attacca al largo, segue 2 Zogar. Sembrano fra questi tre ormai la lotta per la vittoria. L'ultima curva è passata in 14,8, retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Zola Francis attaccata di dentro da Zogar, poi Zebur Isaia TRGF, ultimi 50 metri, ci prova Zogar e alla fine Zogar, Gennaro Pacileo che vengono a vincere su Zola Francis e Zebur Isaia TRGF. 29,1 a chiudere, 14,3 la retta d'arrivo, 1,17,3 la media sul doppio chilometro per la figlia di Varenne che ha sfruttato l'open stretch ed è venuta a battere una comunque valida Zola Francis. La quota in chiusura per l'allieva di Giovanni Palanca per la scuderia Indal di 6,31, terzo posto per Zorisaia TRGF. È tutto per la quarta da Cesena. Ricordiamo che fra qualche minuto ci sarà il sorteggio qui davanti alla tribuna per il campionato europeo.